sui contenuti della serata. Ci siamo? Benissimo, allora buonasera a tutti voi e buonasera anche agli amici che ci seguono da Facebook in diretta. In Veneto torna a soffiare il vento dell'indipendenza. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questa serie di eventi e non è un titolo a caso. Non è un titolo a caso e questa sera faremo un'analisi generale a tutto tondo su cosa si sta muovendo non solo in Veneto e ai noi in Italia, ma in tutto il mondo. Perché in tutto il mondo? Proprio perché, come sappiamo, la questione dell'indipendenza è essenzialmente una questione di carattere internazionale. Al contrario di quello che dicono molti detrattori, è esattamente l'antitesi del provincialismo. E questo lo vediamo in questi giorni, in tutto il mondo appunto. Questi sono giorni particolarmente importanti a livello internazionale per il diritto di autodeterminazione dei popoli. E gli scenari sono molteplici. La Catalogna, lo stiamo vedendo, il Kurdistan in Siria e Hong Kong. Dico il Kurdistan in Siria perché, come sapete, non esiste un Kurdistan definito in un'unica entità, ma è diviso in più stati. La Catalogna, e quindi partiamo dal punto più vicino a noi, nel cuore d'Europa. Abbiamo visto dei video prima, nell'attesa che iniziasse l'evento, di alcune marce, 5 marce di oltre 100 km che si sono unite oggi a Barcellona. E perché avviene questo? Perché c'è stata pochi giorni fa, lo avrete sentito un po' tutti, una sentenza scandalosa della Corte Suprema in Spagna che ha condannato con pene lunghissime tra i 9 e i 13 anni i principali leader politici e sociali della Catalogna, che null'altro avevano fatto che agire pacificamente secondo i principi della libertà di espressione senza alcuna azione violenta. Perché c'è stata pochi giorni fa questo evento antidemocratico, mi sembra di riconoscere la voce, questo evento assolutamente antidemocratico ha scatenato ovviamente una protesta pacifica, democratica di popolo in tutta la Catalogna e tra l'altro anche nel resto, nella Spagna, a Madrid, come avete visto, a sostegno dei leader e più in generale del diritto di espressione, della libertà di espressione, che è un diritto basilare degli esseri umani e che rappresenta appunto una libertà fondamentale e irrinunciabile. Avete visto le immagini, ovviamente le avete viste se andate in internet, perché i media italiani non è che diano grande abbondanza di informazioni sulla situazione in Catalogna, di folle oceaniche. Questa è una sola immagine di questi giorni. C'è un intero popolo che si sta svegliando, in quanto non si tratta più appunto solamente del diritto all'indipendenza, del diritto di autodeterminazione dei popoli, ma in discussione sono proprio i diritti umani e civili fondamentali. E tra l'altro anche la indipendenza del sistema giudiziario dalla politica. E qui a maggior ragione bisogna fare un appunto all'Europa, perché sappiamo tutti che in questi anni, in questi mesi, l'Europa ha condannato delle involuzioni del sistema giudiziario in alcuni paesi dell'est Europa, in primis la Polonia e l'Ungheria, ma probabilmente è giunto il tempo che Bruxelles guardi a Madrid e alla Spagna, che probabilmente deve essere messa sul banco degli accusati in primis, perché di questo si sta parlando, non si sta più parlando semplicemente o soltanto dell'indipendenza della Catalogna, si sta parlando delle libertà fondamentali degli esseri umani che vivono in Catalogna, e questo non può essere ignorato dall'Europa.
perché l'Europa è nata su dei principi di rispetto dei diritti umani, di pace, e non si può pensare che possa stare in piedi e mantenere la propria autorità morale nel mondo se questi principi comincia a ignorarli quando vengono calpestati nel suo cuore. Voglio andare ad aprire altre finestre perché altrimenti si parla esclusivamente come dire, di Catalogna e invece bisogna dedicare del tempo anche ad altri paesi. E parliamo del Kurdistan siriano. Come voi sapete, in questi giorni c'è stato un tradimento da parte di Trump nei confronti di quello che era un alleato che ha lasciato sul campo 11.000 dei propri uomini, dei propri cittadini che non hanno esitato a combattere per difendere non solo la propria terra e il proprio diritto ad esistere dall'ISIS, ma anche la nostra civiltà. Loro hanno combattuto per noi, hanno combattuto anche per gli Stati Uniti d'America e oggi vengono traditi con una pugnalata alle spalle, svenduti a quello che è un autentico dittatore, Erdogan, e alla Turchia che tra l'altro sembra stia usando armi chimiche, sembra, c'è l'ONU che sta indagando, che come sappiamo sono vietate dalle convenzioni internazionali. Questo, quanto sta avvenendo in Kurdistan, è una vergogna anche per noi, per l'Europa, che non ha saputo mettere la museruola a un dittatore che è nel nostro giardino di casa, che anzi ci ricatta. Un odioso dittatore fanatico sulla nostra porta di casa. E noi veneti lo sappiamo particolarmente bene, ce lo ricordiamo, non sono molti giorni che è passato l'anniversario della battaglia di Lepanto, no? Ecco, queste sono le famose donne turche, ragazze turche che hanno combattuto anche per noi. E questa è un'immagine, una vignetta che passava oggi che mostra come viene steso il tappeto rosso con la bandiera della Turchia nel fascia del Kurdistan, calpestando i curdi per far passare comodamente il dittatore Erdogan. E avete visto chi srotola il tappeto rosso, ovviamente. Andiamo da un'altra parte, andiamo in Asia, parliamo di Hong Kong, di Taiwan. E lo sappiamo perché sta andando avanti da parecchio tempo, c'è una dura repressione della Cina ad Hong Kong, tra l'altro lì non si parla nemmeno di richiesta di indipendenza, si parla semplicemente di una banale richiesta di democrazia. E questa viene catalogata invece da Pechino come rivolta violenta e attentato contro l'unità del paese. Non possiamo accettarlo, neanche questo, non possiamo in silenzio accettare che i popoli vengano calpestati così. Non c'è nulla di più distante dai nostri valori, appunto, europei, di questa mancanza di rispetto spudorata che viene fatta propria dal locale Partito Comunista. Come sempre i partiti comunisti non sono mai andati leggeri nel rispetto dei diritti umani, dei valori umani, ma noi non lo possiamo accettare perché questi sono valori base per la convivenza democratica, tanto ad Hong Kong quanto a Taiwan. Anche qui abbiamo visto le folle oceaniche, è comunque una città di 7 milioni e mezzo di abitanti, per cui insomma è una nazione. Insomma, soffia il vento dell'indipendenza. È una questione, giova ricordarlo, più viva che mai, e anche per i regimi più brutali non è possibile farla passare sotto silenzio. Noi, da questo punto di vista, noi veneti abbiamo un vantaggio rispetto a queste situazioni estreme che abbiamo visto, perché lo sappiamo, noi abbiamo organizzato un referendum digitale per l'indipendenza del Veneto e nessuno di noi è stato arrestato. Se lo avessimo organizzato in uno di quei paesi saremmo stati arrestati tutti. Quindi da questo punto di vista la situazione, certamente l'obiettivo è difficile,
da ottenere, l'indipendenza del Veneto, ma è sicuramente più facile da ottenere che in quei paesi, per più ragioni. In primis perché abbiamo un consenso schiacciante e dimostrato da parte del popolo, che magari, come dire, Mugugne dice non ce la daranno mai, magari, però in cuor loro tutti i veneti, o la stragrande maggioranza di essi, sono favorevoli alla propria indipendenza. E questo, unito al fatto appunto che abbiamo delle condizioni magari più subdole, magari più complesse, magari più strutturate rispetto ad altri paesi, ma oggettivamente più semplici, perché non abbiamo ancora i carri armati che ci calpestano, ho detto ancora, ma io ritengo anche che possiamo dire non li abbiamo di default, anche perché sappiamo che se c'è una cosa per cui è famosa l'Italia, voglio riportare un detto, no, che girava in Inghilterra, era per esempio per il numero di marce dei propri carri armati. Sapete, no, quanti carri armati, quante marce hanno i carri armati italiani? Si dice 5, dicono gli inglesi, la prima e 4 retromarce. E allora da questo punto di vista abbiamo un oggettivo vantaggio, certo, ripeto, è una situazione complessa che richiede inventiva, creatività, capacità, competenze, coraggio, ma non è una situazione così drammaticamente dura come la stanno vivendo i nostri fratelli catalani, i nostri fratelli curdi, i nostri fratelli di Hong Kong o di Taiwan. Questo ci incoraggia a riportare il tema dell'indipendenza al primo punto dell'agenda politica in Veneto, e non solo. E anche perché bisogna tenere presente del momento in cui stiamo vivendo, non solo nel mondo, ma qui e ora in Veneto e ai noi nel sistema italiano. Fino a poco tempo fa ormai non ve ne parlano quasi più, cioè c'è qualche timido tentativo che è anche ridicolo. Vi parlavano di autonomia del Veneto, vi ricordate il governatore del Veneto che nello scorso Natale, quando era, 2 Natali fa, ormai ho perso il conto, diceva ce l'abbiamo sotto l'albero di Natale, ce l'abbiamo col panettone l'autonomia, ve lo ricordate? Giravano i suoi video dappertutto, ormai non hanno nemmeno più il coraggio di dirlo, perché è venuto fuori ciò che noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio, fin dal primo momento, che quella era una bufala sia per come era stata congegnata, sia in generale perché l'autonomia del Veneto, così come possa essere concepita in Italia, è una bufala. E allora bisogna passare, dopo aver smascherato questi signori, all'indipendenza. L'inganno leghista dell'autonomia farlocca, noi diciamo, è stato smascherato finalmente. Di questo se ne rendono conto tutti. Noi abbiamo sempre affermato, a differenza di qualche altro, anche qualche finto indipendentista, è ovvio che ci siano, fin da referendum di 2 anni fa. Ve lo ricorderete, chi ci segue da più tempo se lo ricorderà. La coerenza ha un'importanza fondamentale e noi possiamo sventolarla come bandiera rispetto a tutti i protagonisti dello scenario politico in Veneto e non solo. In questo periodo invece non possono dire altrettanto tutti gli altri, perché la supposta classe dirigente veneta ha preso in giro tutti i cittadini e oggi tale burla viene meno, è stata smascherata. Tutti sanno che lo Stato italiano non vuole, tra l'altro non può tecnicamente concedere alcuna autonomia fattuale, tantomeno fiscale, al Veneto. Non può. Se lo facesse, infatti, ancor prima che un problema giuridico, avrebbe un problema di esistenza. Crollerebbe l'intero sistema partitocratico, che si basa sulla concessione di prebende, favori, mance, anche di pochi euro, sapete, a una schiera infinita di clientes, cosiddetti, come si chiamavano in latino, per quello che è un autentico processo di voto di scambio, di corruzione, non solo di grandi gruppi, anche di singole persone. È una sorta di corruzione civica quella che è stata attuata negli ultimi 30-40 anni in Italia e purtroppo anche in Veneto. E questo
immensa corruzione nazionale nei confronti anche degli elettori, soprattutto degli elettori direi, da parte della classe partitocratica, è stata pagata con i nostri soldi. Questo forse non ve lo dicono. Ecco perché non possono darci l'autonomia. Chi li mantiene? Chi mantiene questo sistema partitocratico? Come si può chiedere a coloro i quali stanno in piedi grazie a questo furto di rinunciare a ciò che li tiene in piedi? E l'elemento fondamentale per reggere questa bufala ha un nome ben preciso e noi tutti lo sappiamo, si chiama Lega. E lo dimostra quella che possiamo chiamare un'occupazione manu militari di tutte le aziende pubbliche in Veneto e non solo delle aziende pubbliche, riempite con i propri sostenitori, spesso persone di scarsa istruzione e nessuna competenza, ferrate solo nel servilismo di partito e mantenute anch'esse da decenni grazie ai soldi dei cittadini, a cominciare dal proprio leader che vive di stipendi pubblici, di emolumenti pubblici dal 93. Indipendenza, quindi pertanto unica via. Dobbiamo dirlo con forza, qualche anno fa avevamo avuto la capacità di dirlo con grande forza, ora dobbiamo ritirare fuori la voce e l'energia, perché questa è l'unica via d'uscita dalla situazione attuale molto grave che andremo a vedere fra poco. E bisogna dire un'altra cosa importante, per non ricadere nel Bartoel, come si dice in Veneto, no? Perché se voi sentite qualche termine che è diverso dall'indipendenza, dovete alzare le orecchie, le antenne, tutto quello che avete e stare molto attenti, in primis al vostro portafoglio. Perché abbiamo già una dimostrazione di come funziona questo giochetto. Sempre la Lega ce l'ha già dimostrato in 30 anni. Chi ha un minimo di memoria se lo ricorda. Federalismo, secessione, devolution, macro regione, autonomia. E adesso sono arrivati finalmente al non plus ultra degli slogan, prima gli italiani ovviamente. Qualcuno dice che arriveranno a dire prima gli europei, fra poco. L'ha già un po' ha cominciato Salvini, perché avete sentito in questi giorni ha detto no, l'euro è irrinunciabile, dopo che ha preso i voti dei no euro per anni, dicendo che voleva uscire o comunque facendo capire che voleva uscire o scimmiottando di voler uscire dall'euro e dall'Unione Europea, adesso ha detto no, è irrinunciabile. Indipendenza quindi unica via, non ci sono alternative come abbiamo visto, il sistema è bloccato. E abbiamo visto prima che questa battaglia è comunque meno complessa, o comunque richiede da parte dei cittadini di mettere in gioco molto meno rispetto a quello che viene richiesto in altre parti del mondo, dove pure i popoli non vi rinunciano per questo, a costo addirittura di farsi calpestare, picchiare o addirittura invadere. Quindi a maggior ragione noi dobbiamo perseguire questo nostro obiettivo e diritto fondamentale e percorrere la strada di libertà che ci spetta. Chi ha detto che è facile? Non lo è. Chi ha detto che è comodo? Assolutamente non lo è. Ma è anche l'unica alternativa che abbiamo. A cosa? E lo vedremo tra poco, alla nostra cancellazione economica, sociale, civile, culturale. E vi darò fra poco qualche numero che ve lo dimostrerà. Per darvelo facciamo prima una piccola fotografia a livello di governo italiano. Abbiamo appena assistito a quello che è stato chiamato il Harakiri di Salvini. Ci sono le spiegazioni più fantasiose a questo riguardo, ma forse può essere che la più semplice sia anche la più corretta, magari non è così intelligente come ce lo dipingevano, insomma. Fatto sta che è nato un nuovo governo di sinistra. Un nuovo governo di sinistra fa un po' ridere, perché in realtà tutti i governi italiani
sono sempre stati di sinistra, anche quelli che venivano chiamati di destra o sovranisti. Di sinistra nel senso che andavano a prendere, a tassare quelle parti produttive, in particolare il Veneto. Cambiano infatti gli slogan, ma l'unico obiettivo resta quello: derubare il Veneto, derubarci fiscalmente. E lo si vede adesso perché è uno spettacolo. Non so chi di voi ancora legge il giornale al bar o ascolti i telegiornali così, magari solo per curiosità, perché vi assicuro, cioè, non comprateli più, fatevi un piacere, fate un piacere a chi vi vuol bene. Non leggeteli più, non comprateli più, perché è una vergogna. I giornali italiani sono probabilmente i peggiori del mondo occidentale da questo punto di vista. Fatto sta che per chi ancora li va a leggere o è incuriosito, sta campeggiando uno slogan ormai da 2 settimane di più: dagli all'evasore. No, sembra che ormai, cioè, ci sono tutti questi evasori dappertutto, siamo tutti evasori. In realtà, cari amici, questa presunta, tra l'altro presunta perché ne parlano sempre, ma poi nei fatti non è che ci sia mai stato qualche risultato, questa presunta lotta all'evasione nei fatti è una lotta a noi, ai risparmiatori, ai lavoratori, alle imprese, ai cittadini veneti in genere. E questo lo dimostra anche, come dire, la letteratura economica. Non c'è alcuna evidenza, ad esempio, che imporre un tetto ai pagamenti in contante diminuisca l'evasione. Non lo dico io, sapete, ma lo dicono per esempio gli economisti di Liberi Oltre le Illusioni, oppure dell'Istituto Bruno Leoni. Andate ad ascoltare le loro conferenze, andate ad ascoltare a leggere le loro ricerche, e troverete la conferma di quanto vi sto dicendo. In realtà questo serve semplicemente, nei fatti, a mettere in difficoltà la popolazione più anziana e più povera, e poi dall'altra parte a riscuotere qualche applauso malposto da parte dei soliti ben pensanti. Uso questi termini solo perché non ho voglia di essere offensivo. Ormai noi tutti ascoltiamo in TV e dappertutto uno svilimento e una volgarizzazione del dibattito. Scusate, ma non riesco ad adeguarmi a questo. Quindi li chiamo i soliti ben pensanti, anche se posso pensare a qualche altro tipo di aggettivo quando penso a queste persone. Dagli all'evasori, deruba i veneti. Questa è la logica equivalenza, l'equazione. E lo dimostra un'altra idea pazzesca che sta venendo fuori, ma io non so se l'avete letta, ma fa rabbrividire, quella di praticamente creare una sorta di grande fratello fiscale. Vogliono tracciare tutti i pagamenti che facciamo, come se già non vivessimo all'interno di un grande fratello fiscale, di un mostro fiscale, di un diavolo fiscale, di un inferno fiscale. Ma quello che stanno adesso architettando, pensando, rasenta la follia. Orwell era un inguaribile ottimista al confronto. Queste misure in realtà, vedete, hanno un unico obiettivo, che tra l'altro non riusciranno a raggiungere, ma questo magari lo vedremo. Vogliono nascondere quello che vogliono fare veramente, cioè quello che hanno sempre fatto: continuare a spendere e a spandere, ovviamente in modo improduttivo, anche se dire spendere e spandere soldi pubblici e dire improduttivo è una ripetizione, perché è ovvio che quando si va a spendere e spandere soldi pubblici la logica è che sia improduttivo il tutto. Fatto sta che, indifferentemente dal fatto che qualcuno possa avere altre idee o altre ideologie economiche a tal proposito, fatto sta che il risultato di tutto ciò, sia per chi ci crede sia per chi non ci crede come il sottoscritto, che queste cose funzionino, è che per farlo bisogna derubare fiscalmente i veneti. Cioè il conto lo paghiamo noi. Come dicevo prima, non serve a nulla, perché di fatto è giusto capire, perché io credo che fare politica significhi condividere quello che, per quanto mi riguarda, presumo di aver compreso.
dall'analisi della realtà complessa in cui viviamo. La crisi economica italiana e anche veneta sta nella produttività. Ahimè, direi. Le imprese venete italiane sono purtroppo scarsamente produttive rispetto alle altre imprese di economie più efficienti in Europa e nel mondo, a parte eccezioni sempre più rare. Questo è determinato da diversi fattori, dalla poca innovazione, dalla sottocapitalizzazione delle imprese, dalle tasse sul lavoro, dalla mancanza di risorse specializzate e vedremo qualche numero che lo dimostra. Certo, sembra pazzesco che comunque il Veneto, come potete vedere, sia una delle regioni comunque economicamente più sviluppate d'Europa. Vedete, il verde indica le regioni più sviluppate d'Europa. È incredibile che ciò avvenga, nonostante quanto andremo a vedere. E vi mostro per esempio cosa dice Doing Business, che è una iniziativa della Banca Mondiale e che identifica quelle che sono il posizionamento dell'Italia comparato rispetto agli altri paesi per alcune categorie. E alcuni risultati sono francamente imbarazzanti, come per esempio per accesso al credito l'Italia è 105esima sui 190 paesi analizzati, oppure per gli adempimenti fiscali è al 112esimo posto al mondo. Per la tutela dei contratti, cosa importante perché se fai business la base è il contratto, no? È il 108° posto. E vi risparmio le altre statistiche che sono comunque tutte impietose, che dimostrano come fare imprese in Italia è un'impresa. Quali sono i principali ostacoli di fatto? In primis vengono identificati la burocrazia e l'inefficienza del governo, le tasse, le leggi restrittive sul lavoro, le leggi sulle tasse, i regolamenti fiscali, l'accesso al credito, eccetera. E questo poi va a creare un panorama molto particolare che si intreccia con quanto abbiamo visto anche prima, a livello, chiamiamolo, di corruzione anche civico-economica del tessuto politico-economico dell'Italia. L'Italia è il paese che ha bruciato più capitali, quasi il 20%, in aziende decotte, imprese destinate a fallire. Quindi molte di queste cose avvengono anche con finanziamenti pubblici. Tutti noi sappiamo cosa sta avvenendo di Alitalia, per esempio, no? E un altro aspetto è quello dell'istruzione, delle scuole. Voglio soffermarmici. L'Italia è praticamente uno degli ultimi paesi al mondo per esempio per apprendisti cosiddetti di primo livello sul totale degli studenti, cioè la scuola non introduce al mondo del lavoro, al contrario di quello che avviene in molti altri paesi. In Germania non puoi neanche prendere il diploma se non hai dimostrato di essere stato 6 mesi in azienda. A livello di istruzione va detto che ovviamente anche le statistiche non sono tutte uguali. Per esempio, se si va a vedere i test PISA, i test Invalsi famosi, si nota che in Veneto, nel nord-est in generale, siamo i più bravi in matematica e nelle scienze rispetto al sud e al mezzogiorno. Però comunque non ci basta, perché in generale come sistema paese sappiamo che è vera una cosa: scuole migliori uguale maggiore ricchezza. E in questa speciale classifica comparata con gli altri paesi del mondo, l'Italia è qua in fondo, vale a dire che ha i punteggi scolastici più bassi e ovviamente la crescita del PIL più bassa. Le cose sono collegate. Quindi le scuole sono inadeguate e con l'indipendenza dovremo prenderci carico e potremo prenderci carico, in primis perché avremo le risorse. Ricordo che con l'indipendenza il Veneto potrà godere di circa 15-20 miliardi di euro di surplus fiscale che oggi vengono bruciati sulla scorta di politiche che sappiamo essere inutili per mantenere questa baracca di nome Italia. E tra l'altro il fatto di migliorare le scuole ha un impatto proprio sulla produttività e sul lavoro, perché c'è questo paradosso: se da un lato
sì, è vero, c'è la disoccupazione che per molti è un problema, dall'altro è altrettanto vero che ci sono tantissime imprese che non trovano lavori qualificati. E questo è proprio dovuto al sistema scolastico e formativo. Sappiamo che il sistema scolastico italiano è figlio della riforma fascista di Gentile ancora, anche se poi hanno fatto sovrapposto piccole riforme inutili, spesso solo per comprarsi voti, dal 68 in poi. Purtroppo anche è vero che c'è anche una scarsa dinamicità culturale in generale che si aggiunge a questo. Dobbiamo renderci conto che entro 5-10 anni uno lavoro su due, per come lo conosciamo, non esisterà più, per cui per forza bisogna imparare a farne di altri, che vogliamo o che non vogliamo, perché la realtà è quella. E va detto che non siamo messi bene neanche in questo. Questa classifica mostra le persone che non hanno mai usato un computer. In questo caso siamo sull'arancione e l'arancione significa che in Veneto circa attorno a un 40% di persone non hanno mai usato un computer in vita loro. Questo non possiamo permetterci, dobbiamo cambiarlo radicalmente e lo possiamo fare solo con l'indipendenza e con le risorse necessarie ad attuare quelle politiche che ci possono permettere di sopravvivere nel mondo odierno. Un'altra statistica drammatica, la percentuale di laureati nei paesi europei. Vedete quella freccia lì? Ci batte solo la Romania, in peggio ovviamente. In un mondo competitivo come questo non possiamo permetterci di avere neanche una persona su 6 che sia laureata. Come possiamo reggere la concorrenza in un mondo così difficile come quello contemporaneo? Ci serve l'indipendenza. Poi altre statistiche magari ve le guarderete con calma, cioè quali sono i lavori che vengono ricercati? Gli addetti high tech, cioè informatici e quant'altro, meccanici specializzati, insomma lavori specializzati, qualificati, per cui serve formazione. E a chiudere il cerchio, in questo senso, per il mondo del lavoro, c'è quest'altra classifica che dimostra come l'Italia sia il paese OCSE con la più alta percentuale di lavoratori sottoqualificati. Vedete qui questa striscia? Eccola. Perché non sarebbe meglio invece andare a fare questi lavori che ho proiettato? Cioè quelli che vengono pagati di più. Ma dà fastidio ai nostri ragazzi, ma anche, voglio dire, alle persone meno giovani, andare a imparare queste competenze. Non è mai troppo tardi per impararle. E parliamo di competenze ovviamente di tipo tecnico, tecnologico, scientifico o comunque ad alta specializzazione sull'economia, la statistica. Anzi, la prima e più importante è proprio la statistica. I data scientist, così chiamati, gli scienziati dei dati, sono praticamente la figura professionale più pagata al mondo. Ma noi abbiamo un problema, che in realtà con l'attuale situazione che si è venuta a creare in Italia di sottosviluppo di fatto industriale, abbiamo solo il 5% delle imprese sul totale che possono essere chiamate ad elevata digitalizzazione, quando il mondo è digitale ormai. Non voglio qui entrare sui problemi, su un'altra causa, ma insomma l'accenno proprio volando. Il fatto che, ahimè, il Veneto sia purtroppo un sistema bancocentrico, ovvero in cui l'accesso al credito per le imprese dipende praticamente al 100% dalle banche, mentre, come vediamo, soprattutto in tema di innovazione, negli Stati Uniti, ma anche in Europa, in Asia, le imprese che nascono e hanno successo lo riescono a fare non grazie a un accesso al credito tramite le banche, ma grazie a capitale di rischio privato, grazie a sistemi di capitale privato, i cosiddetti venture capital, private equity e quant'è. Questa è una mappa che mostra i distretti di nuove imprese nate in Europa grazie a questo sistema, grazie al finanziamento di capitale privato, di venture capital. Il K sta per 1000 e come vedete ce ne sono in tutta Europa di imprese che nascono, le cosiddette start-up e quant'altro che nascono con questo criterio. C'è un grande buco in Europa, lo vedete dov'è? Siamo noi, e il Veneto non è, ahimè,
immune da questo problema. E ce n'è un altro di grave problema, che poi andremo a capire perché vi tiro fuori questi problemi. Perché sta suonando il TikTok, l'orologio. Questa è la cosiddetta onda demografica della popolazione residente in Italia, dove possiamo vedere che, diciamo, la popolazione più numerosa è quella intorno ai 40 anni, 35-40 anni oggi, no? Vedete questo picco. Questa seconda curva è invece la previsione nel 2030, secondo quelli che sono i trend attuali. Ormai è una previsione che si sta sempre più rafforzando, visto che ci stiamo avvicinando a quella data. Questa popolazione che sarà maggioritaria sarà attorno ai 55-60 anni, rispetto ai 35-40 di adesso. Non voglio nemmeno pensare allo scenario del 2050, con questa tendenza, dove ci troviamo tra i 75 e gli 80 anni come popolazione con la più alta rappresentanza, numerosità, fascia di età con la più alta numerosità rispetto a tutta la popolazione. E chi le paga queste pensioni? Se saremo tutti vecchi, chi le paga le pensioni? Chi mantiene in piedi questa situazione? Questa curva demografica è molto significativa ed è un classico dei paesi che non vedono più speranza nel futuro. E lo dimostra un'altra cosa, perché ovviamente da questo punto di vista non è che la classe politica italiana dica queste cose ai cittadini, no, dicono tutt'altro, loro cercano di prendere i voti e fanno tutt'altro rispetto a quello che deve essere fatto. E questo è dimostrato da questa statistica che mostra la spesa per le pensioni negli ultimi 30 anni al netto dell'inflazione, e dimostra come la spesa per le pensioni, che è la prima colonna che vedete, sia molto superiore al PIL, alla ricchezza prodotta. Questo ovviamente nel periodo del fine anni 80, anni 90, alla grande, no? Non andiamo nemmeno a vedere prima, ma riferiamoci agli ultimi 30 anni. Poi è continuato anche nel decennio 98-2008, non figuriamoci poi nel periodo della recessione, della doppia recessione tra il 2008-2009 e il 2013, no? E adesso ovviamente ricomincia anzi con più forza questa maggiore spesa previdenziale rispetto a quello che potremo permetterci come sistema paese. Ovviamente chi paga qua? Quelli che andranno in pensione domani. Non voglio nemmeno entrare in questa parte tecnica che mostra come sia mal ridotto l'INPS, perché penso che lo intuiate da quanto sopra. Però emerge proprio una questione di povertà e una questione generazionale. In modo clamoroso viene fuori che i poveri, cari amici, sono i nostri giovani. I veri poveri sono i nostri giovani. Per classe di età sono la componente che soffre di più di povertà assoluta. Serve un cambiamento culturale totale. Questa cultura cosiddetta, che io chiamo parasindacale, della chimera del posto fisso, unita tra l'altro a quello che io chiamo un atteggiamento snobistico di superiorità verso la cultura scientifica. Avete presente quando un ragazzo va male in matematica, dice sì, ma se matematica... Cioè, la cosa più grave che ci possa essere per uno studente andare male in matematica. E lo fanno perché questi signori che vengono fuori proprio dal fascismo e da Gentile, perché è quella la matrice che hanno, tra l'altro particolarmente ignoranti, nonostante il loro sentirsi superiori, si sentono eredi di questa grande Roma, di questa grande cultura di Roma antica o del Rinascimento. In realtà dopo secoli di miseria. E questa grave difformità tra la realtà e quello che questi signori della classe dirigente italiana pensano ha creato questa situazione gravissima che stiamo vivendo e di cui noi paghiamo le conseguenze, e che vede l'Italia e purtroppo anche il Veneto agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, per esempio. E questo vale in particolare proprio nelle materie scientifiche. Nel mondo sentite parlare di STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, engineering e matematica.
e in particolare tra le donne. Infatti le donne italiane e anche venete, purtroppo, sono quelle che risentono di più, per esempio, della differenza di salari tra uomini e donne in Europa, e anche dei più alti tassi di disoccupazione e ovviamente del più alto tasso di povertà. Serve un cambiamento culturale immediato, urgentissimo. E questo in particolare vale per i giovani, che ormai hanno come unica prospettiva la fuga dall'Italia. E anche dal Veneto, vedete, sapete. Ogni anno emigrano, si stima, per difetto, 250.000 persone, un numero superiore a quello che c'era stato nei tempi di guerra del dopoguerra. Tra cui circa 15-20.000 veneti, in particolare giovani. E tra l'altro sono persone che magari possono emigrare con più facilità perché hanno una laurea o perché conoscono una lingua straniera. Fatto sta che ogni anno che passa noi assistiamo a un progressivo impoverimento culturale, professionale e purtroppo anche quindi di conseguenza economico crescente nel nostro Veneto. E allora la questione è molto semplice. Prima vi parlavo di indipendenza, unica alternativa. L'alternativa è tra l'indipendenza e la povertà assoluta. O peggio, la sparizione della nostra civiltà, della nostra cultura. Ogni anno che passa il Veneto diventa sempre più vecchio, meno competitivo, con maggiore spesa previdenziale e con minore capacità di far fronte alle esigenze di crescita e di sviluppo. Lo abbiamo visto, lo dimostrano i numeri. O riprendiamo in mano il nostro destino con l'indipendenza, l'unico modo di prenderlo in mano, oppure il futuro riserverà un amaro destino per i veneti di domani, oltre che per noi ovviamente. I veneti di domani sono i giovani di oggi e i loro figli. Qui e ora non ci è più concesso nemmeno di sognare, perché siamo costretti in un incubo, l'incubo italiano. L'indipendenza quindi è una tappa obbligata per noi veneti, prima che venga completamente, definitivamente scardinato il nostro sistema economico produttivo, che tra l'altro è anche integrato a quello europeo e tedesco, e questo è un fattore importante, perché vedete, anche rispetto alla Catalogna, la nostra indipendenza ha una valenza strategica maggiore agli occhi proprio per esempio della Germania, perché se crolliamo noi rischia fortemente di crollare anche la Germania. Siamo i suoi fornitori naturali. Questo processo è un processo che ha carattere di urgenza. Proprio, diciamo, l'emorragia che è costituita dall'emigrazione dei nostri giovani più capaci, unita alla curva di tendenza demografica che abbiamo visto, restringe sempre di più la finestra temporale utile per agire. Ci impone di fare scelte oggi, anche scelte che personalmente ritengo amare. Non vorrei mai farle. E sto parlando di questo. L'amaro calice. Ci troviamo infatti a pochi mesi di distanza dalle prossime elezioni regionali. Ci stiamo arrivando in condizioni che, posso dire, non sono ideali, perché questa sala dovrebbe avere 4 volte questo numero di persone per poter dire che siamo pronti. E sinceramente a pochi di noi fa piacere avere a che fare col sistema politico italiano. A me no. A me non fa piacere. Però non abbiamo questo lusso. Non possiamo né, come dire, scegliere altrimenti, né delegare questa cosa ad altri. Anche perché non ce ne sono all'orizzonte. Non ci sono rappresentative indipendentiste degne di tal nome. Ci sono ruote di scorta della Lega, quello sì, in abbondanza. Vabbè, quindi, ok, sia la difesa della tradizione e il recupero della nostra storia, questa è la base, e questo ovviamente c'è sempre, ma no al passatismo nostalgico, no alla chiusura gretta e all'intolleranza, no al folclorismo puro e semplice. La questione cruciale che dobbiamo tenere presente per ottenere l'indipendenza è la questione economica, come abbiamo visto. La modalità per ottenerla, ovviamente, è l'innovazione creativa
in primis grazie alla tecnologia. Il fatto che siamo pochi non vuol dire niente, perché ormai, grazie al progresso che c'è, agli strumenti che sono a disposizione, a di tutti, di chi li sa usare, gruppi di persone sempre più piccoli possono ottenere risultati sempre più grandi in tempi sempre più brevi. L'importante è avere ben chiari i paletti in cui ci muoviamo e capire qual è l'avversario. Nel nostro caso l'avversario dell'indipendenza è la piovra leghista. Per definizione un progetto politico per l'indipendenza è alternativo alla Lega. Tra l'altro a maggior ragione adesso che abbiamo questo partito è diventato un partito nazionalista italiano. E lo stesso vale per le sue rotte di scorta, i suoi alleati, compresi quelli che non si definiscono nemmeno più indipendentisti, ma cambiano appunto il nome all'obiettivo dell'indipendenza, come non sapessimo come funziona questo giochetto. Quindi questa alternativa deve nascere dalla macchina di plebiscito.eu e dalla volontà di plebiscito.eu, perché non ci sono altri soggetti che hanno la nostra consapevolezza. E tra l'altro sta partendo un nuovo ciclo politico, perché abbiamo visto i partiti sono morti, i partiti italiani in generale sono morti, sono dei cadaveri che non durano più. Avete visto come si sta sfaldando il PD. Noi dobbiamo essere in grado di far partire un nuovo motore nel nome dell'indipendenza del Veneto. È un obiettivo vitale e noi sapremo realizzarlo con l'aiuto di tutti voi. Quello che vi chiedo è di attivarvi, ve lo diceva prima Marzia, ve lo dico anch'io a maggior ragione. Sembra un qualcosa di difficile, ma alla fine non è assolutamente un qualcosa di impossibile. Basta semplicemente che ognuno di noi faccia quel minimo necessario per portare avanti questo obiettivo. A cominciare dall'organizzare degli incontri, a cominciare dal prepararsi per quando sarà il momento, per esempio, per raccogliere le firme. Cosa ci vorrà per raccogliere 20, 30, 40, 50 firme a testa? Perché questo è quello che si chiederà. Chi non conosce 20, 30, 40 persone tra noi? Fatto sta che questo è mandatorio, perché se noi falliamo questo appuntamento, la finestra temporale, come abbiamo visto prima, ai noi, comincia a diventare critica e ci lascerà pochi spazi di manovra. Sta quindi a noi coinvolgere non solo le persone ovviamente che sono qui in sala, ma le persone che sono fuori, che sappiamo bene appoggiano questo progetto, che sappiamo bene hanno a cuore l'indipendenza, che la vogliono ottenere, e portarli al nostro fianco. Sta a noi, sta a ognuno di voi, cominciare a prendere in mano questo obiettivo nel proprio comune, nel proprio ambito, ognuno ad organizzare un incontro con i propri amici, con i propri conoscenti, con i propri concittadini, per far partire questa valanga nel nome dell'indipendenza del Veneto. Cari amici, non voglio dirvi altro questa sera perché ci sarebbe da dirvi moltissimo, ma voglio farvi presente che noi abbiamo già dimostrato di saper cogliere obiettivi straordinari in tempi estremamente ingenerosi. Lo abbiamo fatto 5 anni fa, abbiamo le conoscenze, abbiamo le competenze, abbiamo la forza di volontà, ora si tratta di farlo semplicemente mutando leggermente la nostra operatività, ma avendo a cuore la nostra patria e soprattutto noi stessi. Come abbiamo visto qui e ora, non si può più nemmeno sognare. L'indipendenza, prima di tutto, è questo. È il sogno di libertà che ci meritiamo. Io lo voglio. E voi lo volete? Grazie, e viva la Repubblica Veneta, e viva l'indipendenza, e viva la responsabilità che è l'altra faccia della libertà. Grazie.